Da Mozart a Debussy, passando per Handel e Vivaldi fino ad arrivare agli autori italiani come Nino Rota ed Ennio Morricone o alle hit mondiali dei Coldplay. Un excursus nella musica europea, internazionale e italiana contemporanea, quello proposto dagli allievi del liceo musicale Sebastiano Satta di Nuoro in occasione del tradizionale concerto di Natale ospitato martedì nel Teatro Eliseo. Un appuntamento ormai consueto che vuole essere un omaggio degli allievi alla città che ospita l'istituto, al territorio da cui provengono tanti studenti, ma anche una dimostrazione dell'alto livello che i ragazzi riescono a raggiungere nel corso di studi. La serata è stata presentata dalla dirigente Carla Marchetti. In 2 ore di spettacolo il pubblico, tra i quali figuravano tanti genitori e non solo, hanno potuto viaggiare sulle note di celebri brani di alcuni dei giganti della musica europea e italiana. Da Reverie di Debussy, proposta alla classe di pianoforte, all'aria Prenderò quel brunettino, dall'opera Così fan tutte di Mozart, proposta dalla classe di canto. Tra gli altri brani interpretati, Gavotte di Handel, presentata dalla classe di chitarra, o Like Jazz di Spagnoli, eseguita dalla classe di percussioni. Le classi di flauto hanno spaziato da Vivaldi a Nelson. Il gran finale è stato affidato all'orchestra e al coro del liceo Sata, di cui fanno parte tutti gli studenti, che ha proposto in un crescendo di emozioni Viva la Vida dei Coldplay, un medley di celebri colonne sonore scritte da Nino Rota ed Ennio Morricone per film come Amarcord, C'era una volta il West o Mission. La conclusione invece ha visto l'interpretazione dell'inno alla gioia tratto dalla nona sinfonia di Beethoven.